Abbiamo anticipato quindi proprio l'intervista, come dici bene tu, con Ziba, che chiude in realtà il concerto del 1° maggio qui in Fiera Quattro Passi con CGIL Cisle Will, e quindi i tempi non ci permettevano di averlo in diretta, ma ci fa piacere ospitarti e poi andremo ad ascoltarti intorno alle 18:30. Ziba, intanto benvenuto a Treviso in Fiera Quattro Passi. Grazie per l'invito, sono molto felice di essere. Eri mai stato qui? A Treviso sì, ma non alla fiera, quindi è la prima volta. Quindi ti chiedo subito, così a caldo, cosa te ne pare? Beh, che ho decisamente voglia di girarla tutta, ancora non l'ho fatto, ma per quello che ho visto finora mi sembra molto bella e completa. Ci sono tantissime cose, c'è la parte sociale, c'è una parte di divertimento, ci sono tanti bambini, è bello. Bene, ci fa piacere averti qua, e anche che CGIL Cisle Will abbiano deciso di chiudere proprio con Ziba e con i suoi musicisti. Attivo dal 2003, il primo disco è datato 2003, una bella carriera importante in questi anni. Raccontaci un po' com'è il tuo sound, che varia un po' tra il roots rock e il cantautorato italiano, al quale anche un po' ti ispiri e che tra l'altro anche produci, poi magari ne parliamo. Sì, beh, sai, il suono di questo gruppo è in continua trasformazione con i vari dischi che facciamo. Come dici tu, insomma, il primo è del 2003 e questo che stiamo facendo adesso è l'8º, e quindi è un 8º album che ha poco a che fare con il primo e con gli altri 7 prima, comunque, perché ogni volta cerchiamo di andare dietro a quello che sono, insomma, innanzitutto i nuovi componenti della band, che magari cambiano di volta in volta, e secondo anche quello che è il gusto personale mio, insomma, che cambia fortunatamente durante gli anni. Questo disco è un disco molto particolare, questo che sta uscendo. Muoviti Svelto è il disco appena l'ultimo disco di Ziba, il prossimo invece in autunno, perfetto. Raccontaci un po' com'è l'ultimo, Muoviti Svelto, e poi magari cosa cambia invece rispetto a quello che è in lavorazione in questi mesi. Muoviti Svelto è un album che è stato fatto a più riprese, ma registrato fondamentalmente in Spagna, cercando un suono molto vintage e anche molto scuro. Questo nuovo album parte dalle ceneri comunque di questo ultimo lavoro, e invece come ti dicevo ha uno sguardo sicuramente più sull'attualità a livello di suoni, ma è anche un po' più menefreghista nei confronti della classifica, se vuoi. È un album molto personale, insomma, costruito in 2 anni, a cui sono veramente tanto legato. Quindi un po' più audace, se non badi alla classifica, come dici tu, e magari invece poi ti stupirà, chi lo sa. Cosa vuol dire quando dici un po' più attuale a livello di suoni? Che tipo di ricerca hai fatto, quindi? Ma c'è stata semplicemente un po' meno ricerca del suono vintage e un po' più ricerca di un suono pulito e molto chiaro, meno confuso. Quello, insomma, è una particolarità di questo disco, di avere pochi suoni molto in evidenza. Ecco. Ziba, tu hai vinto anche molti premi, soprattutto Target Enco. Che cosa significa vincere un premio che ha tra l'altro dietro un nome così importante per la musica cantautorale italiana, e poi vanti anche tante collaborazioni, insomma, nel tuo percorso musicale, nelle tue produzioni. Ecco, cosa significa anche questo? Collaborare con altri artisti, che non è sempre così facile e scontato. Ma la collaborazione per me è fondamentale, nasce nel momento in cui uno sale sul palco con una band, quindi con altri musicisti con i quali condivide qualcosa. A me piace l'idea che una voce che non è la mia possa cantare mie parole dandogli un'interpretazione differente, quindi mi piace ospitare spesso cantanti nei miei dischi, colleghi più o meno noti, non per forza famosi, ma sicuramente la collaborazione è una parte fondamentale del mio lavoro e del mio modo di fare musica. E la domanda da prima? Cosa significa ricevere un premio? Poi è sempre un po' contraddittorio se vogliamo ricevere un premio, e ha anche una responsabilità però, se vuoi, dietro, no? I premi sono una bellissima cosa, io li considero una pacca sulla spalla da persone che ti hanno accompagnato, che ti stanno cercando di accompagnare un passo più avanti, quindi quando ti danno il premio come miglior album dell'anno, io credo, insomma, sarei stupido a pensare che davvero il mio disco è il più bello dell'anno, però che quell'anno hanno deciso di premiare me è una bella cosa, insomma. Senti, tu sei anche un autore, e all'ultimo Festival di Sanremo eri presente proprio con 2 brani e hai portato sul palco 2 grandi artisti. Sì, ma la mia carriera di autore è molto florida, succedendo un sacco di cose. Sì, quest'anno ero sul palco con Marco Masini, che ha cantato questa canzone si intitola Spostato di un secondo, che sta andando anche molto bene, e sono 3 le canzoni che ho nel disco di Marco, quindi sono felice di aver collaborato con lui e di poterlo annoverare fra una delle persone migliori che ho conosciuto nella mia vita, quindi felice di essergli amico. E condivido. La canzone è quella cantata da Giulia Luzzi e Rage in coppia, un brano scritto con Luca Chiaravalli e Antonio Iammarino, molto divertente,
divertente, e con lo stesso Rage, scusa, che ha scritto la sua parte di rap. Devo dire che è un brano che anche questo sta andando molto bene in radio, al festival ha stupito ed è uscito dalla classifica quasi immediatamente, ma sta reggendo la classifica radiofonica, quindi vuol dire che il brano ha convinto. Poi sai, per me è talmente bello un gioco questo di scrivere per gli altri, per cui tutto ciò che arriva è un dono, certo. Spiegami proprio la differenza, cioè tu chiaramente interpreti anche i tuoi brani e vai sul palco, quindi fai uno show, uno spettacolo con Zibba e con i tuoi brani, con i tuoi musicisti, però vedi anche gli altri artisti che appunto portano brani tuoi su altri palcoscenici, magari anche al successo. Qual è la differenza? Sono due cose diverse, immagino. Sì, la differenza è tantissima, è normale, le canzoni che scrivo per me parlano di me, tendenzialmente prevedono di mettere in gioco un'emotività molto personale, molto intima, a volte anche espressa non per forza in maniera chiara e comprensibile da tutti, però sicuramente quel tipo di sentimenti, anche i più hard, vengono fuori. Quando scrivo per altri, quindi cerco di essere educato come quando si va in casa d'altri, si porta un dono, si cerca di non parlare di argomenti sconvenienti e si fa il bene della persona che poi canterà questo brano. Per me è molto bello sapere di avere la possibilità a volte di cucire un brano addosso a una persona che poi lo canterà. Mi piace sapere di saperlo fare e questa è una cosa molto importante. E comunque il lavoro dell'autore mi piace tantissimo, è proprio quello il lavoro dell'autore e quello del produttore, sono i due aspetti che amo di più del mio lavoro. E allora l'hai appena citato, parliamo anche del tuo aspetto da produttore, raccontaci un po' chi stai producendo magari in questo momento e cosa significa o com'è la situazione del panorama musicale nazionale per magari giovani che intraprendono anche questa carriera. Ma la situazione credo che sia sempre un po' la stessa, chi ha veramente molto talento riesce a fare i suoi passi, chi ne ha meno sta un po' più indietro, questa è la storia della musica, di tutto quanto. Quest'anno ho prodotto diverse cose, ora sta uscendo un disco di una cantautrice toscana che si chiama Giulia Pratelli, che ha il suo primo, no, in realtà secondo lavoro molto molto bello, un disco che vi consiglio, che si intitola Tutto Bene. Sto per iniziare a produrre il disco di Vittorio Descalzi, che è un nostro vanto, insomma, cantante, autore, musicista dei New Trolls, storico, che ha deciso di fare una carriera solista, un disco solista, quindi sono molto felice di essere produttore di questo album. Ho coprodotto il disco di Diego Esposito, un cantautore toscano molto bravo, sto producendo una band che si chiama Seawards, di Imperia, della Liguria, che cantano in inglese, sono molto giovani e tendenzialmente cerco di investire il mio tempo su ragazzi che hanno qualcosa da dire e che credo possono aver bisogno magari di qualche consiglio o soltanto di un aiuto. Tra musicista, autore, produttore, non so il tempo dove lo trovi, ma insomma ce la fai a ricavartelo. Senti, da quest'anno sei anche il presidente di un premio Bindi, ce lo racconti un po'? Il premio Bindi è un premio storico ligure che si tiene a Santa Margherita Ligure, appunto è dedicato a Umberto Bindi, che è uno dei personaggi fondamentali della storia del cantautorato italiano e ovviamente essere direttore artistico di questa manifestazione per me è un onore. L'ho vinto nel 2011 e quindi sono felice di tornarvi in questa veste, cercherò di fare il meglio per questo premio, di mantenere insomma quanto più possibile la tradizione alta e di portare un po' di novità. Bene Zibba, senti, la forza poi tua e dei tuoi musicisti è proprio il live, sono proprio i concerti. Cosa ci proponi oggi qui in Fiera Quattro Passi, il concerto del 1° maggio dei sindacati? Innanzitutto è la prima uscita ufficiale di questa nuova formazione che sta lavorando al disco. Teniamo a battesimo quindi oggi. Battesimo per questa nuova formazione che vede la new entry al basso elettrico Dario Ciffo, storico violinista degli After Hours, nonché chitarrista, nonché leader dei Lombroso e di tanti altri progetti, che ha deciso di seguirci, di suonare il basso con noi. Bene, cosa dobbiamo aspettarci? Un bel concerto. Grazie Zibba, grazie, a dopo. A voi, grazie.